Domani ultimo giorno di raccolta indifferenziata dei rifiuti nel centro urbano di Agrigento. All'alba gli operai di SEDA e SEA, dopo aver svuotato i cassonetti, provvederanno a ribaltarli e dunque a renderli inutilizzabili. Cassonetti che nei giorni successivi scompariranno definitivamente da strade e marciapiedi. Da lunedì, dunque, il servizio porta a porta sarà esteso a tutto il territorio comunale. Si comincia con il conferimento dell'umido carta e cartone. I mastelli dovranno essere esposti all'esterno delle abitazioni o del condominio a partire dalle ore 20 e fino alle 6 del mattino. Inizia una nuova era anche per Agrigento, spiega l'amministratore delegato di SEDA Giancarlo Alongi. Siamo consapevoli che soprattutto all'inizio ci potranno essere delle difficoltà per molti utenti a cambiare radicalmente quelle che sono le abitudini, ma siamo certi che con uno sforzo sinergico di tutti si possono ottenere buoni risultati. Nelle prossime settimane, per guidare al meglio i cittadini in questa prima fase che accompagna il passaggio dai vecchi cassonetti ai nuovi contenitori, gli operatori ecologici saranno dotati di adesivi che verranno apposti sui mastelli che non conterranno i rifiuti del giorno previsto. Sull'adesivo verrà segnato se si tratta di un errore dovuto ad un giorno di esposizione non corretto, al contenuto o al sacco non conforme, o se si tratta di rifiuti non correttamente differenziati, un modo per aiutare i cittadini ad effettuare una corretta raccolta differenziata. E intanto l'assessore comunale all'ambiente di Palazzo dei Giganti, Nello Amel, ha convocato un incontro con le organizzazioni sindacali di categoria e le imprese incaricate del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per affrontare le problematiche relative al personale impiegato nel servizio, e si approfondiranno anche i temi riguardanti i turni di lavoro e i carichi degli addetti alla raccolta, al trasporto e allo spazzamento. L'incontro è in programma nella sede del Palazzo Municipale venerdì 23 febbraio. Per Amel è da considerarsi come l'avvio di un canale di costante dialogo che permetterà di individuare le criticità e mettere in atto le soluzioni possibili per garantire ai lavoratori e l'efficienza del servizio.